Non ho potuto scegliere la mia malattia, ma ho potuto scegliere come affrontarla. Non potevo camminare, mi hanno messo una zeppa. Non potevo correre, mi hanno messo le ruote per riempire la mia vita. L'ispirazione del brano è venuta al maestro Vania Marconato, che dirige una scuola di musica con una sede anche a Villa Razzolini di Asolo, dove Sammy ha avuto il malore fatale che ha spento la sua vita terrena. Mi ha colpito molto, quella giornata è stata abbastanza dura, anche se io non lo conoscevo di persona, ma ho avuto modo di vedere le sue interviste e gli spettacoli dove era presente, e da lì insomma è nata la mia idea di dedicargli una canzone. E mentre loro da me imparavano la diversità, io godevo della loro normalità. Le parole della canzone sono espresse in prima persona da Sammy. Mi hanno mandato tramite la mamma e gli amici delle frasi e degli aneddoti molto belli, che lui, delle frasi, dei modi di dire anche che usava quando andavano fuori a mangiare la pizza, quando si trovavano tutti insieme, e infatti la canzone si intitola Te voglio ben, perché era il saluto che dava alla fine delle serate con gli amici, ecco, sostanzialmente. È chiaro il suo amore infinito per la vita e la capacità di rendere quello che può essere per qualcuno un difetto una cosa meravigliosa. È stato un testimonial grandissimo, secondo me, una persona straordinaria per avere la forza di portare in tutto il mondo una sua difficoltà e renderla un punto di forza. Ha avuto una forza eccezionale ed è veramente, per me, è un eroe e sarà sempre un eroe.